Nella scacchiera dei candidati sindaco di Vittorio Veneto spunta anche la pedina di Gianantonio Darè. Il sindaco uscente durante il bilancio di fine mandato ha annunciato la sua candidatura per le amministrative del 2014, un modo per continuare nella strada intrapresa dalla Lega negli ultimi 15 anni in città e terminare così le opere iniziate dalle precedenti amministrazioni. Dopo aver fatto 5 anni in cui abbiamo gettato le basi, abbiamo lanciato tanti progetti e noi ci proponiamo per fare altri 5 anni, per portare a termine il lavoro messo in piedi. Ora il nodo da sciogliere sarà quello delle alleanze. L'auspicio di Gianantonio Darè è che si possa correre con una coalizione unita di centrodestra. Sicuramente ci sarà la Lega, sicuramente ci sarà il PDL o Forza Italia, vedremo altre componenti. Gli altri candidati ufficiali per la poltrona di primo cittadino di Vittorio Veneto sono Roberto Tonon per il PD, che lo scorso 8 dicembre per 90 voti ha battuto alle primarie il suo compagno di partito Alessandro De Bastiani, e Enrico Scaglia, presidente dell'associazione Stelle Cadenti, sostenuta anche dalla senatrice Paola De Pin. Ma tra le liste civiche vuole giocare un ruolo importante anche Carlo Casagrande, ancora indecisi sul candidato da presentare alle elezioni, SEL e il Movimento 5 Stelle.